Buonasera, buonasera, finalmente. Oh, allora. È il momento di rifarvi gli occhi. Non so quanti di voi sono usciti di casa sperando di vedere qualcuno che assomiglia a Ned Flanders se facesse lo svuotacantine. Ma in caso non c'è di che. Sì, vi dico qualcosa su di me. Io ho 27 anni, ve lo giuro. Sono nato e cresciuto a Roma, come immagino abbiate già dato per scontato dalle mie occhiaie. Mi piace Roma. No, comunque non voglio parlare male di questa città, mi piace. Ma non per i motivi per cui piace a tutti, in realtà è un po' più sottile la cosa. A me piace perché trovo che, a prescindere da quanto tempo tu ci possa essere vissuto, riesci sempre a trovare dei nuovi modi per coglierti di sorpresa. Per esempio, vi è mai capitato di farvi chiedere l'elemosina da qualcuno vestito meglio di voi? A me spesso. Ora, a onor del vero, non ci vuole molto a vestirsi meglio di me. Ok? Per me questo vuol dire mettersi in tiro. Uno dei miei migliori amici mi ha detto una volta che io di base ho lo stesso aspetto che hanno le celebrità quando i paparazzi gli fanno le foto dopo che hanno divorziato. Detto ciò, sotto casa mia mi capita spesso di incontrare ormai davanti a un supermercato sempre lo stesso barbone. Spero non sia un problema se uso questo termine, perché per alcuni è offensivo, però non lo so, io non credo che a chi vive per strada gliene importi così tanto di quale sia il termine che la società ha designato per riferirsi a loro. Cioè, non credo che troverò mai un barbone pronto a farmi scusami, il termine giusto è clochard. Potrò anche non avere un tetto sopra la testa, ma ancora la mia dignità. Per cui, se permetti, adesso tornerei a farmi il bidet con l'acqua piovana. Non ce ne sono. Non ce ne sono. Hanno altro a cui pensare nella vita, giustamente, tipo come trovare da mangiare, o capire quale razza di cane funziona meglio come cuscino, non lo so, roba da mendicanti. In ogni caso, quello sotto casa mia è sempre vestito meglio di me, sempre. Ed è imbarazzante passarci accanto, perché, per carità, io non gli ho mai detto nulla, perché io non sono una di quelle persone a cui piace dire agli altri come fare il proprio lavoro. Però, da quello che ne so io, se vuoi chiedere l'elemosina, devi saper fare una cosa sola, ed è pena. Come fai a sbagliare anche quello? Cioè, posso capire se sei tipo agli inizi ancora, e in quel caso ci sta, cioè ci può stare. Tutti siamo stati alle prime armi in qualcosa. E questa è una cosa che nessuno prende mai veramente in considerazione. Cioè, capita mai che i barboni ripensino a quanto siano migliorati nel tempo come barboni rispetto alle prime volte in cui lo facevano? Quando magari qualcuno gli lasciava una moneta, invece di dire tipo grazie, Dio ti benedica, facevano tipo fico! Comunque qualcosa di poco opportuno. Wanam! Non lo so. Non saprei. E quindi non vedo come tutto questo possa non portarci a parlare di prostituzione. Allora, seguitemi. È un argomento complesso dal punto di vista sociale ed etico, per carità, non voglio spacchettarlo fino in fondo. Però per quanto riguarda me, quello che posso notare è che in Italia le prostitute sono come i McDrive. È strano andarci in bicicletta. Puoi farlo, non è che non puoi farlo, però ci sono comunque modi migliori per passare il proprio compleanno. Tutto qui. Grazie a tutti.